Il nostro progetto vuole esprimere la tecnologia del legno, cioè il legno è tradizione, è un materiale naturale, piacevole, umano, però in più ha delle potenzialità tecnologiche che appunto noi con il nostro progetto abbiamo tirato fuori. E poi da questo, partendo da un materiale innovativo, c'è stato un flusso che ha portato a una forma che seguisse l'ergonomia, e quindi la sedia, essendo un progetto complesso, c'è sempre una ricerca possibile a livello di ergonomia, di forma, di materiali, di tecnologie. È un po' così è andato il nostro progetto, insomma. Sì, diciamo che esatto, che ci siamo basati un po' sul pensare la sedia in legno come classicamente e come a volte risulta magari scomoda, no? Quindi abbiamo fatto questa commistione anche un po' strana tra le sedie ergonomiche da ufficio, che appunto riprendono un po' la forma del corpo, e il materiale legno, trovando appunto questo materiale comunque innovativo, questo accoppiato tra un laminato di legno e un espanso che rende questo legno morbido. E niente, quindi il risultato è stato questa sedia un po' ibrida, diciamo, che un po' ricorda un insetto, un po' ricorda le forme del corpo e insomma, secondo noi un po' gli sviluppi futuri, diciamo, nel campo del design della sedia, ma non solo, è un po' questa ibridazione, questa compenetrazione di stili, di significati, di idee, di materiali che non devono essere solo estetica, ma devono essere materiale, funzione, partendo proprio dall'archetipo dell'oggetto stesso. Questi progetti devono avere la possibilità di rispondere a più usi. Come nel mio caso questa sedia può essere impilata, però ha la possibilità di avere questo bracciolo reclinabile che permette appunto di poterlo utilizzare in un altro modo. Essere adattabile a più situazioni perché appunto con un unico progetto, con un unico oggetto si possono risolvere più problematiche, insomma. Questo anche nell'ottica poi di poter ottimizzare le risorse poi per la produzione, per l'utilizzo insomma, di materiali. Ho utilizzato un materiale che viene ricavato dagli scarti delle lavorazioni del legno, che viene chiamato diciamo, legno liquido, in modo volgare, diciamo così. Il legno liquido è un polimero naturale composto quasi al 100% di lignina che si può stampare ad iniezione. Questo materiale, oltre ad avere la potenzialità dello stampaggio di iniezione, per cui una ripetibilità precisa e in grandi numeri, con uno stampo in acciaio si possono fare tipo 1 milione di pezzi, si può poi andare a riciclare o addirittura va in, in decomposizione, si può mandare in decomposizione, per cui a livello di impatto sull'ambiente è pari a zero. Il design, perlomeno quello italiano, debba assolutamente essere legato alla cultura del territorio, che come si diceva prima nel dibattito di prima, è l'unico modo per il design italiano di essere più avanti, all'avanguardia rispetto alla concorrenza asiatica che abbiamo. Quindi questo non va assolutamente dimenticato. Io perlomeno arrivo da una realtà che è la Brianza, quindi qui vicino a Milano, ed è sicuramente un luogo che ha una storia eccezionale da questo punto di vista, per cui ho anche la fortuna di essere nato e cresciuto in un ambiente di questo tipo, quindi questa cosa la sento particolarmente mia. È chiaro che è difficile capire in che direzione andare. Sicuramente guardando al passato e cercando di tenere la nostra cultura e metterla nei nostri progetti, secondo me è la mossa vincente. Dunque, sicuramente se adesso, oggi come oggi, nella nostra realtà ci limitiamo a disegnare un nuovo prodotto solo dal punto di vista estetico, come per carità qualcuno fa, però secondo me non è la strada esatta, la strada corretta da seguire. Noi dovremmo sicuramente, come dicevo prima, guardare al passato, ma soprattutto vivere nella realtà contemporanea, conoscere i nuovi materiali che adesso escono molto più velocemente rispetto al passato, e dobbiamo conoscere esattamente le tecnologie che oggi ci sono e che possiamo utilizzare. Unire queste due cose, l'identità culturale del nostro territorio e dell'Italia, poi
diversificata in tutti i distretti italiani che abbiamo, che sono ben diversi uno dall'altro. Unire questa cosa assieme alla tecnologia che in Italia c'è, nonostante le aziende italiane siano sicuramente, la maggior parte delle aziende italiane sono molto piccole e medie imprese, a differenza di altri stati, unire queste due cose secondo me è la mossa vincente. Semplicità, rapidità, tecnologie digitali di assistenza alla produzione, diciamo, però sempre legata alla tradizione in qualche modo. Sicuramente mantenendo l'identità locale, cioè legato alla tradizione del luogo e della produzione aziendale, diciamo. Però io sono sicuro legato al luogo in qualche modo. Nel mio progetto in realtà di innovativo secondo me c'è proprio un ritorno alla semplicità e quello è, diciamo, il core del progetto. Dove volevo arrivare era proprio estrema semplicità e versatilità, perché poi il progetto che ho presentato è una sedia pieghevole per rispondere in realtà secondo me all'esigenza del living contemporaneo, che è un living mobile.